Eccoci qua. Allora, facciamo una storia su Instagram. Ancora non è arrivato nessuno, perfetto. Tanto ancora gliela posso fare fino a quando arrivano i primi commenti. Ciao Giovanni, tutto bene? Bene. Ecco, appunto, ti ho sentito. Bella Checco, ciao Pixel. Oddio, l'immagine non mi fa impazzire più di tanto, però ciao. Scherzo, ovviamente. So gusti. Ovviamente non a livello di anime, ma a livello di personaggio. Giovanni, tutto a posto, te? Tutto bene? Spero di sì, dai. Aspettare un attimo che ci sono. Ok, eccomi. Come stiamo? Bene, abbastanza bene. Giusto il caldo che rovina un po' la questione, però stiamo abbastanza bene. Infatti la sto fa proprio in pigiama, me ne frega un cazzo. Era da un po' poi che non facevo live, quindi sicuramente Giovanni, quello sicuramente, anche perché quello che sta succede 'sti giorni a Cagliari è veramente dell'assurdo, veramente dell'assurdo. Ciao Daniel, un bacione a te e a tutta la Svizzera e in particolar modo al Canton Ticino, se ti trovi nel Canton Ticino, eventualmente a tutto il cantone in cui ti trovi. Ciao Giorgio, allora, hai toccato un tasto dolente perché nelle ultime 2 settimane mi ero sempre messo lì a cercare di studiarmi il mercato che farei e ho riscontrato parecchi problemi. Primo perché la Serie B è una categoria che ho sempre guardato, ma non conosco appieno, quindi faccio anche un po' di fatica a trovare dei nomi, però se riesco lo finisco, perché io l'avevo già finito, dovevo solo registrare il video, solo che hanno incominciato a esserci delle cessioni che pregiudicavano tutto il lavoro che avevo fatto io e quindi il video ancora non l'ho registrato. Quindi dovrei rifare tutto da capo. Appena un po' di tempo lo faccio, promesso. Mi impegnerò a farlo. Tra l'altro sto facendo un lavorone per un video che uscirà sempre, i primi da no, i forse metà agosto, prima che comincino il campionato, che è su tutte le maglie, da una botta al microfono, su tutte le maglie, sia della Serie A che della Serie B. Un lavorone ci sto a fa dietro a quel video, voi manco ve immaginate. Un bacione Matte, un bacione. Già, chi non muore si rivede, ah bello, tutto a posto. È da un botto che non ci si sente, veramente da tanto. Bella domanda Ale, anche la tua. L'anno prossimo porterai le reaction alle partite? Ti devo dire la sincera verità, quello era il mio
Cioè era proprio l'unica cosa che volevo fare l'anno prossimo. Mi ero prefissato che quest'anno avrei fatto le live reaction alle partite. Ci sono dei problemi che devo risolvere. Punto sul farle, però non ti do la certezza, okay? Io ho l'intenzione massima di fare le live reaction, però ovviamente non qui, ma su quell'altra piattaforma viola, perché per quanto riguarda le live è molto meglio e perché anche, parliamoci sinceramente, voglio investirci comunque su questa cosa e quindi le porterei lì. Proverò a fare di tutto per portarle, però non ti do la certezza, perché purtroppo non te la posso dare. Bella Fabri, grande Manu, grande, hai fatto bene. Ciao Jack, come ti sono sembrate le prime amichevoli? Io ho visto per l'ennesima volta una squadra lenta e macchinosa. Spero che a fine ritiro i giocatori siano in buona forma. Io ti rispondo, beato te che le hai viste. Perché non si sa per quale assurdo motivo nel 2022 Videolina continua a bloccare lo streaming delle amichevoli del Cagliari a chi non è residente in Sardegna. Quindi io come tante altre persone non le abbiamo potute vedere, purtroppo. Ciao Nico, tutto a posto, tutto a posto. Te? Tutto bene, spero. Matte. Ciao Christian. Sicuramente ricomincerò anche su Twitch, è una questione di quando, perché devo ancora ben capire quando, però sicuramente riaccadrà. Magari potrei fare una serie di live, tipo le live del giorno dopo le potrei fare esclusivamente lì, come lì potrei fare esclusivamente, che ne so, le live reaction, se ci saranno, come lì potrei fare esclusivamente tutte le live, non ne ho idea, non ne ho idea, è da studiare la cosa, è da studiare. Perché no, Checco? Se qualcuno si vuole unire, a me mi fa più che piacere. Assolutamente, se no sarò da solo. Io le avrei guardate volentieri, Nico, però che palle. C'hanno ancora sta cosa che devono bloccare lo streaming a chi non è residente in Sardegna. Io non la capisco. L'11 novembre rifarai un video su Instagram in onore a Gabriele Sandri. Sicuramente l'11 novembre uscirà un qualcosa per ricordare Gabriele Sandri. Potrebbe essere un video, come un'immagine, come una qualsiasi cosa. Potrebbe essere su YouTube come su Instagram, non te lo so dire, però sicuramente uscirà. Umbo mi è piaciuto un sacco, anche De Socus. Io ti posso dire, ho visto soltanto i gol e i gol non mi hanno entusiasmato più di tanto, mi sembravano gol abbastanza normali, quindi però De Socus c'è da dire che già in primavera dimostrava di saper far bene, quindi Lumbo, idem. Un abbraccio, Pie. Oddio, la voce. La voce. Guarda, Pietro, giuro, mi metterei gli occhiali solo per te, ma non ce l'ho appresso. Stanno nell'altra stanza. Oh, bella, ha cambiato nome. Comunque, buonasera. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Se gli si dà un minutaggio giusto, sì. Ciao Roberto, un bacione. A me mi faresti solo un piacere, Matte. Guarda, chiunque è benvenuto. Poi di te mi fido, quindi vai proprio tranquillo. Come stai? Tutto bene? Cosa ne pensi di Joao al Fenerbahce che sotto la cifra giusta può andare dove gli pare? Sinceramente non è che mi importi più di tanto. Perdiamo un giocatore che secondo me ha veramente delle ottime caratteristiche, ma
discontinuo come poche cose al mondo e sotto livello mentale non è mai stato un giocatore ottimo, quindi cediamolo. Se arriva un'offerta giusta cediamolo. Quanto possiamo sperare nella permanenza di Naidan? E comunque sono pienamente d'accordo con te sul suo valore. Dopo il famoso video che è circolato, io ho un po' più di speranza nella sua permanenza. C'è anche da dire che magari lui intendeva il fatto che la prima che giochiamo in casa ci sarà comunque e verrà ceduto sul finire del calciomercato. È tutto probabile. Però io ci spero tantissimo. Non ci credo, ma ci spero tantissimo. Perché è un giocatore fenomenale. Penso sia il giocatore migliore che abbiamo visto a Cagliari negli ultimi anni, ma a mani bassissime. Stai seguendo come Vittorio Sanna sta continuando a mettere in luce parte della mediocrità della società? No, Nico, per un semplice motivo. Ti sembrerà assurdo, ma io non guardo il calcio su YouTube. Non guardo video calcistici, cioè su YouTube guardo tutto tranne che cose che riguardano il calcio. Perché arriverei ad essere, come si dice, saturo dell'argomento e non mi va. Quindi mi guardo qualsiasi partita ci possa essere in TV se ne ho la possibilità, ma video su YouTube non li guardo quasi mai. È veramente raro che io guardi un video calcistico. Ciao Massi, cosa ne pensi del gioco quel poco che hai visto? Non ho visto il gioco perché io non ho visto le partite, ho visto solo gli highlights del gol. E ripeto, i gol mi sembravano tutti gol normalissimi che si può rifilare a giocatori che giocano in categorie molto sotto alla tua, quindi non saprei cosa dire. Cioè, non ho proprio nulla da dire sul gioco perché non l'ho visto. Ti ho chiesto perché mi è venuto in mente che tu non hai mai fatto un tema su Gabriele Alessandri. Io l'ho fatto, ho preso 7. Io lo feci sull'ispettore Raciti il tema, però ti parlo non mi ricordo manco se era elementari o medie, forse elementari. E l'anno dopo passai alle medie, forse. A metti luce la mediocrità delle società, tipo il post su conti di capocannoniere non gli è stata data una chance all'anticipazione sulle dimissioni di conti, eccetera. Lo sai che c'è, Nico? È che con tutto il rispetto che io possa avere nella persona di Vittorio Sanna, per quanto riguarda me, sta dicendo delle ovvietà e mi sembra assurdo dover ancora spiegare i motivi per cui questa società venga considerata mediocre. Cioè, non è un attacco nei confronti di Vittorio, ovviamente, perché ci mancherebbe. Mi mangia in testa Vittorio. Però io non perderei nemmeno tempo a descrivere queste situazioni che sono così palesi che non serve nemmeno descriverle. Io infatti non ho voluto fare un video né sulla questione Agostini né sulla questione di Conti, perché cosa sta succedendo penso sia abbastanza palese. E il mio abbastanza è leggermente sarcastico. L'acquisto di Puskás ti entusiasma? Sinceramente io non lo conosco, però a livello di numeri sembra un toro. Per la categoria è un giocatore molto adatto. Mi potrebbe anche entusiasmare, però rimango ancora perplesso su Pavoletti. Quindi spero che Puskás non venga a fare la riserva di Pavoletti. Cosa ne pensi di Carboni dell'Inter? Non l'ho praticamente mai visto giocare con la Primavera e non l'ho visto giocare se è entrato in queste amichevoli. O meglio, nell'ultima amichevole, perché prima ancora doveva arrivare. Quindi non ti so dire, è un giocatore che non conosco. Ciao Fabio, un bacione. Quindi Nandez resta. Fino a quando non arriva un'offerta concreta, dubito che vada via. E probabilmente, secondo me, non rimarrà. Se devo andare a logica. Però il mio cuore non dice Black Bebond, ma il mio cuore mi dice credici. E io ci voglio credere, o meglio, mi ci voglio illudere. Mi ci voglio illudere perché io sono innamorato folle di Nandez.
Ma perché stiamo puntando sto Puskás? Ho controllato i numeri, l'anno scorso 24 partite e 8 gol, niente di che. Potenzialmente vero, ma bisogna vedere anche come gioca. Magari a livello realizzativo potrebbe lasciare a desiderare, però nel modulo dei Liverani, oltre ai gol, potrebbe fare tanto altro. Bisognerà vedere anche quello. Mi piace molto come hai sintetizzato la questione Joao. Io e Matt ormai siamo due caciaroni e tu sei la nostra bilancia, sì. Decisamente sì. L'ho notato sta cosa. Ti piacciono le maglie del Cagliari di quest'anno? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io ero uno dei pochi probabilmente che pensava che non ci sarebbe stato un problema con iSport, che non avrebbero deluso. E infatti, era normale che con un brand sardo si puntasse molto di più sulla tradizione e hanno fatto delle maglie molto pulite, molto molto belle. Tanta roba. Sì, ma di Nannez guardate che pochi giorni dopo la gente ha detto che sarà un affare delle ultime giornate, quindi probabile Nandez intendesse le prime giornate di campionato quando il mercato non sarà chiuso. Probabile. Io allora opto per dire fino a quando abbiamo Nandez in squadra, godiamocelo, perché è un giocatore fenomenale. Cosa ne pensi della questione stadio? I lavori inizieranno l'anno prossimo, sperando si faccia. Che devo pensare? Non ho un granché da pensare. Io spero che lo facciano il prima possibile. Me lo auguro. Sarebbe anche ora. Vicario premiato come miglior portiere dell'anno scorso. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Oh Luca! Un bacione sempre, sempre Forza Castello. Sempre. Sempre, sempre, sempre. L'operazione centrocampista del Congo ex Maribor, come la giuri? Ti sei informato sul calciatore in questione? Sensazioni? Allora, ho capito di chi stai parlando, ma Zum Zum Bumbu, come si chiama? Ho capito. Che tra l'altro ha giocato ieri il preliminare Champions League e non lo conosco il giocatore, non lo sono andato a vedere e di certo non andrò mai a giudicare un giocatore dai video su YouTube, perché non lo si può giudicare da quello. Però per giocare in una squadra comunque come il Maribor, che per carità non stiamo parlando del Manchester City, però è una squadra che praticamente è fissa in qualche competizione europea, vuol dire che un minimo di qualità quel giocatore ce l'ha. Quindi io ci punterei. Ci punterei. Poi tra l'altro l'ultimo giocatore che abbiamo preso dal Maribor era Ibrahimi, eppure Ibrahimi perché non ha giocato, ma era un gran giocatore. Era un gran giocatore. Ma in attacco chi stiamo puntando a parte sto Puskás? Io avrei preso Coda, ma anche in B il Genoa continua a soffiarci i giocatori. Guarda caso l'anno scorso sono retrocessi rubandoci acquisti. Allora, seguendo questo filo logico, quest'anno retrocede il Bologna. Ligo Giannis, Ferguson e poi chi è l'altro che ci hanno fregato? Ce n'era un altro che ci hanno fregato, di cui non mi viene in mente il nome, ma ce n'era un altro. Quindi il Bologna retrocederà quest'anno. E in attacco chi stiamo puntando? La Padula, da quello che so io. Pare che si voglia puntare sulla Padula. E infatti, appunto, la Padula non lo prenderei mai nella vita. Io ho sempre visto un odio esagerato quando gioca contro il Cagliari. Vero, però, com'è che si dice? Com'è che si dice? I nemici dei tuoi migliori amici sono tuoi nemici, quella cosa lì. Portarti dentro uno come la Padula, che è uno che quando c'hai contro te la butta sempre dentro, potrebbe essere un'idea. Secondo me è anche un buon acquisto per la Serie B. È un giocatore che non mi sta simpatico per niente.
però per la serie cadetta secondo me può dire la sua. Pronostico sul calendario, allora io vi dico qui secondo me la prima squadra contro cui giocheremo ed è il Cosenza. Secondo me giocheremo la prima giornata contro il Cosenza. L'unica cosa che conta è non andare a Bolzano a dicembre. Io mi auguro che ci giochiamo in un periodo invernale invece, perché voglio vedere il Cagliari sotto la neve. Vero? Vero? No. In pieno dicembre. Buonasera a lei, Nigiolas. Buonasera Francesco. Sì, Puskás è un attaccante. Lo prenderesti Bonazzoli? No, sinceramente no. Ibrahim lo prendemmo dal Maribor. Non fece benissimo, ma non gli venne nemmeno dato troppo spazio. Io lo ricordo come un giocatore che a me piaceva. E ho parecchi rimpianti su Agim, però aveva le potenzialità per giocare bene, secondo me. Nandez va al Monza, vedremo. Tanto non sarebbe una cosa strana, eh? Ma una domanda, come fai a dire che Marin è scarso? Secondo me è forte, infatti è andato all'Empoli a giocare le sue carte. Allora, dire che Marin è forte e poi è andato all'Empoli per giocare le sue carte è un po' un ossimoro, perché un giocatore forte, con tutto rispetto, ma non va all'Empoli. È andato all'Empoli perché doveva rimanere in Serie A. Poi io non ho mai detto che è scarso, però anche lui, come João Pedro, soffre della sindrome delle partite non imbroccate. Ne azzecca una ogni 7-8. E anche lui a livello mentale non è uno di quelli che vedo che mette la grinta, anche se a livello di interdizione forse nel Cagliari, che è appena retrocesso, è uno dei pochi che se la cavava meglio. Non gli posso dire che è scarso, ma di certo non abbiamo perso un campione. E tant'è che nemmeno ci stiamo prendendo soldi dalla sua cessione momentanea. Che anche qui è una cosa che mi fa rodere il culo in una maniera allucinante, però. Ma come si fa a puntare su Viola? Non si può guardare, non gioca seriamente da 2 anni. Sinceramente, Emanuele, ci avrei puntato pure io su Viola. Te lo dico sinceramente. Pinamonti non mi piace, ma lo prenderei. Squadra rivelazione di questo campionato e chi potrebbe essere le squadre ostiche in Serie B quest'anno? Allora, squadra rivelazione, io potrei dirti proprio il Südtirol. Chi potrebbero essere le squadre ostiche? Io te lo dico, non è per fare retorica spicciola, però è difficile trovarne una che non possa essere ostica. Forse l'unica che mi viene da dire, l'avevo già detta, non mi ricordo dove, è la SPAL, che è l'unica che vedo che non si sta rinforzando e mi sembra parecchio deboluccia. Quindi occhio alla spalla. Non dico che retrocede, però già l'anno scorso ha deluso tantissimo. Staremo a vedere. Lo prenderesti con te e dal Liverpool è un grande secondo me. Eh sì, perché viene da noi. Che ne pensi del doppio affare con la Samp? Punto primo, io spero che sia con conguaglio da parte della Samp perché Rogge e Ladinetti vengono molto più di Verre e Askilsen. Punto secondo, Verre ok, un giocatore da 6, ma sto Askilsen chi è? Tu lo conosci Miro, sai com'è? Io l'ho giusto sentito nominare l'anno scorso. È un bel centrocampista Askilsen, tra l'altro l'ho visto fare anche una fase offensiva molto molto buona. Eh, Ti posso dire, a me mi darebbe fastidio perché vanno via 2 giocatori su cui io avrei puntato tantissimo, che sono Rogge e Latinetti.
Verre e Askilsen secondo me non rimpiazzerebbero appieno i giocatori che sono partiti. Magari per la categoria in cui andremo a giocare sì, ma a livello proprio di giocatore in sé per sé non li rimpiazzano appieno. Cosa ne penso? Penso che se verrà fatto, e non verrà fatto con almeno uno dei 2 giocatori perché Askilsen non vuole andare in Serie B, il Cagliari ci andrà a perdere nettamente, anche con un conguaglio economico, purtroppo. Un tuo parere su Radunovic? Per te se la può cavare in Serie B? Assolutamente sì. Ma alla fine c'erano Joao Pedro diventerà una bandiera del Cagliari, ma appena se n'è andato in B vi ha lasciato. Dipende dai punti di vista, Cri. Qualcuno lo può vedere così, qualcun altro può vederla nel modo in cui è ormai un giocatore arruolabile in nazionale, vuole puntare a farsi convocare ad ogni partita, la Serie B non è lo scenario adatto che ti porta ad una convocazione in nazionale. Quest'anno sono stati parecchi quelli che hanno esordito partendo dalla Serie B. Se non mi sbaglio, Zerbin e Gatti del Frosinone, e poi ce n'è stato anche qualcun altro. Però in linea di massima la Serie B non è il campionato perfetto per farsi notare. So punti di vista, io tanto non l'ho mai sentito come capitano e non l'ho mai considerato una bandiera del Cagliari. L'ho considerato sempre un giocatore che ha dedicato a Cagliari molti anni, ma per diventare bandiera ce ne vuole. Quali sono i secondi e terzi portieri del Cagliari? Credo che secondo sia Ciocci, che era il primo della primavera l'anno scorso, e il terzo rimanga Aresti. Si parlava anche di Quamè questi giorni per l'attacco. Quamè, io non so che fine abbia fatto perché dopo l'approdo alla Fiorentina io non l'ho più visto. E forse al Genoa, poi andò pure al Genoa. Comunque mai più visto né sentito Quamè. Ciao Ale! Matte, non farò il pronostico del campionato. No, l'ho smesso di farlo in Serie A, che è un campionato che posso dire di conoscere, figuriamoci in Serie B. Non me la sento. Conosci la regina con Pippo Inzaghi? Ho sentito che è diventato il nuovo allenatore, ma non conosco la squadra, salvo qualche giocatore. Secondo te chi vince la Serie A? Non ne ho idea e manco mi frega qualcosa. Chi la vince, la vince. Non ne ho idea. In Coppa Italia giocheremo contro il Perugia il 5 agosto. Ciao Giorgio, ma penso sia Ciocci il secondo portiere, non Aresti. Latinetti da tenere assolutamente, non capisco perché non gli si dà fiducia. Siamo in due a chiedercelo. Siamo in due a chiedercelo. Inizia con noi Nandez, poi a gennaio andrà via. Vabbè, che andrà via si sa. Salvatore Esposito, Zerbino e Gatti, ecco. Qualche giocatore che da esordito dalla B c'era, però poca roba. Gatti dal poco che ho visto mi sembra fortissimo, non è male, non è male. Latinetti l'ho visto giocare a Olbia, scarso scarso. Dove gioca l'Olbia? Devi anche rapportare il giudizio alla categoria in cui gioca un giocatore. Magari probabilmente potrebbe anche essere il giocatore più scarso della Serie C, però non avrebbe avuto senso fargli fare il salto in Serie A, perché Latinetti ha esordito in Serie A. Non sono d'accordo con questo tuo giudizio. Io su Latinetti ci avrei puntato. Che centrali vorresti titolari l'anno prossimo? Io ho Bertaltare con Goldanica pronto a subentrare. Anch'io. Ti devo dire la verità, anch'io. Li ritengo molto molto validi.
Tanto mi sono ricordato solo adesso che devo aprire la chat anche sul telefono, perché se magari succede qualcosa io da qui non lo posso vedere. Infatti qua non mi compare un commento dell'Eccelso. Un bacione Matti. Come è andato a giocare all'Anderlecht? Buon per lui. Nella regina gioca Menez, sì, quello lo sapevo. Menez di Chiara sono gli unici praticamente due giocatori che conosco che giocano lì. Il resto sono sconosciuti. Domanda seria, ti manca la Serie A? No, cioè nel senso mi manca vedere il Cagliari in Serie A, mi mancherà vedere il Cagliari in Serie A, quello sì, però non è che mi manca la Serie A. A me non manca niente, io basta che vedo il Cagliari e sto bene, poi che sia Serie A, B, C o D conta poco. Però vedere il Cagliari in Serie A quest'anno mi mancherà, assolutamente sì. Tu l'avresti tenuto Cragno? Per il mio è forte, anche secondo me è forte, ma non l'avrei tenuto. Ma Cepitelli che fine ha fatto? Non gli è stato rinnovato il contratto e quindi è andato in scadenza. Adesso è svincolato. Sei d'accordo con me che Obert deve essere titolare, quindi secondo me è più forte anche di Carboni e non ce lo farà rimpiangere minimamente, a patto che venga fatto giocare. Con l'ultima frase hai riassunto tutto il mio pensiero, a patto che venga fatto giocare, perché a quanto pare noi a Cagliari abbiamo quest'insana idea che i giocatori vanno fatti esordire, gli si fa giocare 2 o 3 partite, dopodiché li si ributta in primavera o li si gira in prestito, che è una cosa assurda, che non ha il minimo senso. Quindi me lo auguro. Assolutamente sì. Col sangue metterei la firma sul contratto. Pure se arriva Nainggolan a 47 anni che deve giocare con la Flebo, io gli firmo il contratto. Perché il ninja è il ninja. Vero? Vero. Immaginavo prima o poi arrivasse questa domanda. Era questione di tempo. Allora, tu intendi della cosa degli Scomvols? Comunque, sì, sono estremamente d'accordo su non rinnovare Ceppitelli. Assolutamente sì. Che è un ottimo, ottimo giocatore. Mi dispiace molto che se ne sia andato, è giusto così per la sua carriera, però è un ottimo, ottimo giocatore. Ma che te posso dire? Non lo scopriamo adesso il legame che c'è tra gli Sconvols e Cosso. Non sarò io a farvelo scoprire e non lo scopriamo adesso. Ti posso dire che la faccenda è molto delicata, molto molto delicata, e col fatto che io non la conosco bene e non posso nemmeno viverla bene, non essendo lì, preferisco starmi zitto. Preferisco veramente starmi zitto perché non voglio rischiare di dire cose che potrebbero portare conseguenze negative. Non si sa mai. Quindi preferisco starmi zitto, anche perché c'è un procedimento giudiziario in corso, quindi. Secondo te Zappa diventerà come Bellanova? Ma manco l'unghia del mignolo del Bellanova.
Oddio, Robè, tra la Padula e Piniglia ce ne passa, ce ne passa. Sono tutte e due sudamericani, uno è finto sudamericano, l'altro è sudamericano veramente, però tra tutti e due Pinigol non si batte. 10-0 proprio. Oddio, lo sai che devo sentire quelli di KK Gol? Per sapere se l'anno prossimo, cioè se quest'anno uscirà la maglia del Cagliari. Perché col fatto che è in Serie B potrebbe esserci la seria possibilità che non ci sarà la maglia. E mi sono sempre scordato di chiederglielo. Devo vedere. Devo vedere. Nandez rimane? Mi auguro di sì. Mi auguro di sì. Ciao Angela, sono molto dispiaciuto per Daniele Conti, siamo al punto di non ritorno. Conti era una certezza, una bandiera, sono spaesata. Società allo sbando. Te capisco Angela. Il problema è quando la società arriva ad un punto tale che anche un giocatore come Conti preferisce andare via da Cagliari piuttosto che rimanerci. Lì capisci che quello che sta facendo la società è disastroso, è veramente disastroso. Ci sono giocatori di cui sono molto più innamorato, però anche Bellanova è tanta roba. Sicuramente faceva sempre avanti e indietro ed era uno quasi sempre dei più propositivi in campo. Però c'è anche da dire che quando negli ultimi periodi faceva un po' più di fatica, accusavamo parecchio il colpo. Sì, sì, decisamente sì. Lo prenderesti carne secchi? No, no, sinceramente no. Tranquillo, Fede. Che ne pensi di Larry Ray? Alla Riveglia si può fare soltanto un cuore. Il divino. E il Bati. La Rivei. La Rivei e la Rivei. Non c'è sta niente da fare. Pensare che prima avevamo gente con i coglioni, Conti, Piniglia, Nainggolan, Cosso, ma anche Astori, seppur in modo diversi. Ecco cosa cambia rispetto al Cagliari di adesso. Hai detto tutto, Nico. Hai detto tutto, perché anche Astori non era uno di quelli che in campo ti faceva vedere di avere i coglioni, però ti faceva vedere che tu, per quella maglia che indossi, devi portare rispetto, che è stata poi tra l'altro una prerogativa del povero Davide in qualsiasi squadra in cui è andato a giocare, perché lui ha sempre giocato con il massimo rispetto rispettando la maglia che indossava, cosa che manca negli ultimi anni a Cagliari, che paradossalmente l'ho sempre visto fare ad un giocatore che sapevamo già dal primo secondo dopo la firma che sarebbe andato via, che è Nandez. Perché a Nandez gli si può di mercenario, gli si può di qualsiasi cosa, ma quando sta in campo dà tutto per tutto. Nessuno gli può dire il contrario. Ciao Silvio. Facciamo così, speriamo che se ci segna il divino ci faccia tripletta contro, però noi ne abbiamo già fatti 6, tipo quel famoso Napoli-Cagliari, no? Facciamo così. Un giocatore che prenderesti a occhi chiusi. Bella domanda. Chi potrei prendere a occhi chiusi? Non ce n'è uno. Vabbè, ovviamente non CR7, lo so. Un giocatore adatto. Un giocatore adatto alla categoria.
Oddio, su... non ti saprei dire, non mi viene un nome, magari quando non ci penso ce n'ho miliardi di nomi in mente, il momento in cui me lo chiedi me lo scordo. Ah no, cazzo, mo mi è venuto in mente. So due. Uno è salito adesso in Serie A, che è Pablo Rodriguez del Lecce, e l'altro è Bernabé del Parma. Bernabé del Parma, ragazzi, è uno dei giocatori più belli che io abbia mai visto. Cioè, veder giocare Bernabé è proprio gioia per gli occhi, una cosa eccezionale. Non a caso è un canterano del Barcellona. Perfetto. L'Umbo sarà la sorpresa in Serie B, ma me lo auguro. Me lo auguro. Miro, chi simpatizzi in A quest'anno, anche in B, simpatizzare. Io ho sempre detto che provo una simpatia per la Lazio, non l'ho mai nascosto. Eh, Poi di altre squadre in Serie A che posso simpatizzare, sinceramente non ne trovo tante. E in Serie B sono curioso un po' di vedere tutte le squadre. Diciamo che simpatizzerò un po' per tutte, non ce n'è una che mi sta un po' più antipatica dell'altra, quindi simpatizzerò veramente per tutte. Mira, hai sempre seguito la Premier League? Veramente io non l'ho mai seguita la Premier League, mai, mi sono visto una partita ogni tanto. L'ultima partita che ho visto in Premier risale a non so quanti anni fa, però per farti capire più o meno l'ultima partita, era il ritorno in Premier League dell'Aston Villa. Sarà stato 2 annetti fa, più o meno. Quella è stata l'ultima partita che ho visto in Premier League. Quindi figurate. Bernabé è un giocatore veramente fenomenale, ma è uno di quelli che proprio ti fa godere vederlo giocare. È un qualcosa di spettacolare, veramente spettacolare. Per esempio Bernabé al Sassuolo lo vedrei molto molto bene. Tra l'altro io al Sassuolo fregherei volentieri un giocatore che è Maxi Lopez, anche se è francese, però veramente un ottimo giocatore. Come la vedi la B quest'anno? Parma, Palermo, Genova, Venezia, la vedo dura. Riusciremo a salire in A al primo colpo? Sarà molto difficile, Angela. Sarà veramente molto difficile perché saremo in bella compagnia a tentare di salire subito in Serie A. L'importante è che si riesca eventualmente a centrare subito questo obiettivo. O in prima o seconda posizione, quindi promozione diretta o tramite playoff. Però nel caso non arrivasse quest'anno la promozione, non ci dobbiamo fasciare la testa perché ci è stato detto a più riprese è un'eventualità che potrebbe accadere, anche in vista dei problemi societari che stiamo affrontando. Manuè, penso che sta domanda tu la debba fare a Giulini perché io pure non ne ho idea, non ne ho idea. Tra l'altro penso si sia inventato il ruolo di club manager, quello che è, perché manco Muzzi sapeva che era. Cioè, se lo so inventati per inserirlo in società. Non capisco il motivo. Non ne comprendo veramente il motivo. Ma di Mancosu quest'anno, che sarebbe l'anno più adatto per portarlo a Cagliari, perché non se ne parla? Magari c'è un qualcosa che stanno agendo sotto traccia? Non lo so, anche a me sembra illogico, però per portare Mancoso a Cagliari devi comunque liberare un posto sulla tre quarti, quindi devi prima cedere Pereiro, a meno che tu non vuoi far arretrare Mancosu sulla linea di centrocampo.
dipende da come lo si vuole adattare. Per come siamo una squadra che era sotto noi, o andiamo in A tramite posizionamento, quindi primi o secondi, o niente. Non ci credo manco se lo vedi che il Cagliari ha le palle di vincere i playoff. Purtroppo Nico c'ha ragione. Purtroppo hai ragione. Difficilmente il Cagliari, secondo me, se arriva ai playoff potrà vincerli, ma per il fatto che non abbiamo proprio le palle, non sappiamo andare sotto pressione. Spero che questa cosa cambi con Liverani, ma mi sembra ormai ben radicata. Prima si è parlato di bandiere come Conti e Astori, quindi la butto lì, ma richiamare un Daniele De Sena che ama il Cagliari con tutta l'anima riporterebbe un po' di amore per la maglia. Con tutto il rispetto che io ho per De Sena, già dopo il ritorno dall'infortunio cioè, io perlomeno vedevo un giocatore che non era più il De Sena di una volta, e quando andò via da Cagliari ero parecchio dispiaciuto, però era la scelta più giusta da fare. Tant'è che poi lui fece, se non mi sbaglio, andò al Brescia in Serie B, poi tornò in A col Brescia, poi riscese in Serie B con il Pescara, e adesso mi pare so una stagione e mezza o 2 stagioni che è finita all'Entella in Serie C. Per carità, abbiamo bisogno di giocatori che amano questa maglia, però c'è stato un tracollo. Ha dalla sua l'età, gli infortuni gravi che ha subito, più che altro sarebbe soltanto un'operazione nostalgia, secondo me. Compro Di Gennaro e Giannetti subito, mamma mia. Quanto lo rivorrei Giannetti! Io lo amavo. Io amavo Nicolò. Io amavo Nicolò. Alla follia proprio. Nainggolan lo vedi andato per sempre o pensi che possa tornare? Sarebbe una bandiera? E Pavoletti io ammiro per essere rimasto dimezzandosi l'ingaggio. Nainggolan lo vedo andato per sempre se non cambia la dirigenza, se non cambia la società. Parole proprio di Raja, Pavoletti lo ammiro anch'io per il fatto di essersi dimezzato l'ingaggio, però secondo me c'è un motivo di fondo per cui si è dimezzato l'ingaggio, oltre al fatto che fa un favore al Cagliari, ma se continua a rimanere a Cagliari per fare magari il panchinaro o il sostituto, avrebbe avuto ben poco senso pagargli 1 milione di ingaggio in Serie B per ricoprire quel ruolo. Quindi vediamo. Poi c'è anche da dire che io parto molto molto prevenuto con Pavoletti, però a livello umano non gli posso proprio di niente, ma proprio zero. Ma di Agostini e Conti ne hai già parlato, stanno succedendo casini su casini, nessuno dei due ha il coraggio di convocare una conferenza stampa e dire la verità ai tifosi. Silvio, ne abbiamo accennato prima di questo discorso. Ti dico quello che è il mio pensiero. Indire una conferenza stampa per far sapere la verità ai tifosi è un po' come versare dell'acqua dentro al mare e poi dire è tutto bagnato. Nel senso, la verità ce l'abbiamo già davanti e ci sono dei tipi di persone. Chi ha capito qual è la verità e nel bene o nel male se ne è fatto una ragione, e chi quella verità non la vuole vedere e nasconde la testa sotto la sabbia. Quindi, che dirti? Già l'addio di Agostini lasciava molto amaro in bocca. Quando poi venne fuori la questione che era stato Conti a cacciarlo, io lì ancora di più ho storto la bocca, dopo che Conti
è stato licenziato, ha dato le dimissioni, quello che è, ho capito che veramente siamo sulla strada del non ritorno per quanto riguarda l'operare bene a livello calcistico. La società Cagliari Calcio non sa operare bene e sta mandando tutto allo scatafascio. Palese come poi tra l'altro punti sempre sulle operazioni nostalgia, perché per un Agostini e un Conti che vanno via e un Cossu che è indagato, arrivano Bombetta come allenatore in seconda della Primavera e Muzzi, con un incarico tra l'altro inventato sul momento per fare in modo che tornasse. Cose veramente dell'altro mondo. Sì, lo so, vorrei che tornasse non da protagonista assoluto, ma più un'operazione alla Ibra che di tanto in tanto si giochi quei 10-15 minuti, ma nello spogliatoio sarebbe una presenza importante. A quel punto tanto vale assumerlo a livello dirigenziale più che a livello di giocatore. Dimmi che ti ricordi Genoa Cagliari 3-1, prima partita dopo il ritorno in A. Il tiro de Giannetti con la traversa, come no? Sì, è da quel momento in poi che Giannetti non si è più ripreso, una cosa allucinante. E rosico perché era veramente tanta roba, mi piaceva un botto. Esattamente, Emanuele, esattamente. Secondo me Conti si è dimesso perché l'hanno obbligato a dire che è stato lui a scegliere di mandare via Agostini. Mi sembra impossibile lo scenario in cui Daniele manda via un amico di una vita, che tra l'altro ha fatto bene con la Primavera. Continua. È suonato assurdo a tutti che sia stato Conti a mandare via Agostini. Parliamoci chiaro. Secondo me tutti abbiamo storto la bocca e sono veramente quelli che si rifiutano di sapere la verità che dicono che è andata veramente così. Non so dirti se questo è il reale motivo per cui Conti si sia dimesso, però potrebbe esserlo. Potrebbe esserlo. Esatto, esattamente, Wild Forest. Giusto, giusto, anche Pisacane, anche se pure Pisacane faccio fatica a definirla bandiera, però è stato un giocatore importante. Più che altro è brutto da dire, però Pisacane ha avuto tra 1.000 milioni di virgolette la fortuna di avere una storia alle spalle che l'ha reso umanamente molto appetibile e quindi questo l'ha aiutato a diventare un elemento importante del club, secondo me. Poi potrei sbagliarmi, ma Pisacane è già nello staff, sì, ma è stato preso quest'anno. Come Bombetta e come anche Muzzi. Sono tutte new entry. Comunque ragazzi, 5 minuti e chiudo la live giusto per fare la live di un'oretta. Tra l'altro, per chi fosse interessato, domani dovrei essere partecipe in una live di un ragazzo tifoso del Brescia, Ciccia 1911, dove reagiremo ai sorteggi del calendario della Serie B, visto che domani ci sarà il sorteggio. Si parla tanto della professionalità di Capozzucca, secondo me è obsoleto e non è più obiettivo. Angela, qui a Roma si dice è come chiedere all'oste com'è il vino, nel senso, ovviamente tutte le persone interne alla società ti diranno di una persona professionale che ne capisce, che sa fare il suo lavoro, ma è palese come anche lui stia perdendo veramente molti colpi, tantissimi. Comunque in questi ultimi 5 minuti
Io vi volevo chiedere, secondo voi, la prima giornata contro chi giocheremo? Federico dice Brescia, io vi ridico la mia, secondo me giocheremo contro il Cosenza. Concordo, Nico, concordo. Anche a me sta rovinando tutto il bel ricordo che avevo di lui. Abbiamo una spalla, perfetto. Cittadella, Palermo, Parma, Südtirol, belle variegate, non c'è nessuno che dice 2 volte la stessa squadra praticamente. Contro il Venezia. Beh, il Venezia sarebbe quasi poetico come inizio campionato, perché è stata alla fine dello scorso e l'inizio di quello nuovo. Frosinone, Benevento, molto molto variegate come opinioni. Interessante, molto interessante. Attenzione, abbiamo 2 Benevento. Sì, vabbè, è ovvio che prima o poi qualcuno ci pia. Federico, fortunatamente no. No, quello di Serie B non è asimmetrico. Quindi questo che vuol dire? Magari alcuni di voi non lo sanno. In Serie A dall'anno scorso hanno adottato il girone asimmetrico, quindi la prima giornata di andata non corrisponde alla prima di ritorno, sono tutte sfalsate le partite. Per esempio, la prima giornata, butta a caso, è Milan-Genoa, la prima giornata andata, la prima giornata del ritorno sarà Genoa-Udinese e Milan-Verona. Ok? Questo vuol dire. In Serie B fortunatamente non è così, quindi ogni girone di andata equivarrà a posizioni inverse al girone di ritorno. Quindi se la prima giochiamo in casa, la prima giornata d'andata la giochiamo in casa, la prima giornata di ritorno la giocheremo in trasferta sempre contro la stessa squadra. Concordo appieno, una cazzata immane fatta semplicemente per copiare la Premier League, ma è una cosa che veramente non ha il minimo senso. Non ha il minimo senso, anche perché mi hanno rovinato il quadernetto. Ne abbiamo accennato Wild, ma è un giocatore che non conosco, quindi non ho potuto dare giudizi importanti. Tanto cascano cose. Per dirve, io il mio quadernetto con tutte le partite del Cagliari l'ho sempre fatto così, no? Col fatto che l'andata e il ritorno erano praticamente la stessa partita, io lo potevo fare bene. Quello dell'anno scorso l'ho dovuto fare così, che è una cagata immensa, perché la prima giornata, cioè le giornate erano tutte diverse. Da quanti anni fa il quadernetto? Sembra molto più vecchio di quello che è in realtà. Eh, però se non mi sbaglio era sul finire della stagione 2019-2020. Sembra molto più vecchio perché ho calcato molto, però non è vecchio, è molto molto recente. Però qui ho tutti i risultati del Cagliari. Sì, io sono malato per queste cose. Sono malato. Tra l'altro, guardate, nel scrivere la stagione nuova avevo scritto Serie A al posto di Serie B. L'abitudine, l'abitudine. Comunque, ragazzi, siamo arrivati praticamente all'ora di live, mancano giusto 30 secondi. Io vi mando un bacione. Spero di far uscire il video del mercato che farei, mi ci devo rimettere, qualcosa mi inventerò. Comunque qualsiasi cosa trovate per rimanere in contatto tutti i link in descrizione, sì, ho trascritto anche gli anni precedenti. Vi mando un bacione e noi ragazzi ci becchiamo alla prossima. Belli.